Carmana mia, mamma mia, meno male, se ne chiudi, Romelu Lukaku, tu Fenerbahce, here we go. Bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettacolo Mercato, Napoletano, come state oggi? Spero tutto bene. Allora, oggi, questo video vi parlerò di Romelu Lukaku al Fenerbahce, come avete già visto dal titolo e dalla miniatura. Allora, va giù. Il Napoli finalmente, dopo 3 mesi di trattative, cede questo giocatore al club turco Fenerbahce. Posso dire, no, meno male, ce l'hanno ruota a wall, mamma mia, va giù, meno male. Che tra l'altro, se posso dire, faccio pure una citazione, Teneva ragione Neapolis, perché facetto un video che praticamente te diceva che quei famosi 4 giorni che il Napoli aveva concesso a Lukaku di riposo erano perché Lukaku si stava per accordare con un club, il club turco. Tenevo ragione. Neapolis, tu voglio bene, tu per me come Gennaro siete due visionari, due Gennari, sapete tutto cosa. Vabbè, a parte le scenità, meno male, oggi ce l'hanno ruota a culo per 6 milioni di euro di base fissa più bonus, che dovrebbero ammontare a 7-8 milioni di euro, ma non lo so, però meno male ragazzi. Il Napoli ha ceduto un peso, ok, oltre allo stipendio, cioè si è elevato una persona al lato umano, non dico al livello di giocatore perché come giocatore Lukaku è sempre stato fortissimo, però come persona, mamma mia, ha fatto solo casini a Napoli. Perché prima il Napoli non ha dato la solidarietà a lui, al padre che è morto. Poi ehm, se n'è andato, non si è fatto sentire per tanto tempo, a gennaio, febbraio, marzo, ma che mese era, ma ricordo, però vabbè, vai giù, Kiss ha fatto pure un interno, vai giù, sta cosa, non c'è nuova, sto fatto che prima si infortuna, poi non si fa più vedere, vai giù, Kiss l'ha fatto pure un interno. Quindi è carta conosciuta, è carta saputa per Romelu Lukaku. Quando si fa seria, si inventa qualcosa, si inventa chissà che è successo, ma stiamo a parlare, Lukaku è ormai carta conosciuta, se l'ha fatto pure con l'Inter che praticamente voleva essere ceduto alla Juventus, se non mi sbaglio, praticamente non si è fatto sentire proprio più. Non si è fatto sentire proprio più quello, mamma mia. Giù. Come tutti quanti dobbiamo ringraziare a Lukaku per quello che ci ha portato, per le gioie che ci ha portato, per tutto, per lo scudetto e tutto. Noi lo ringraziamo onestamente per tutti i bei momenti che ci ha dato. Però grazie a lui possiamo dire che si è sbloccata, anzi si stanno sbloccando delle trattative abbastanza importanti perché dopo la cessione di Lukaku, dopo manco mezz'ora, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, Fabrizio Romano ha dato l'irico di Favasoli al Napoli. Quindi se volete un video reazione per Favasoli, tutti quanti, bel like e commento e giratelo a tutti quanti il video, fatemi stare sì. E ora pare che si sta sbloccando pure Badiashile, poi si stava sbloccando anche la pista Gabriel Jesus per l'uscita di Romelu Lukaku, però vi devo dare una notizia che praticamente la pista Zeballos è bella che è andata, ce la riporta
oggi a mezzogiorno Niccolò uscirà. Se volete più news di questo tipo, link in descrizione, gruppo Telegram. Ciao, io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. E fatemi sapere cosa ne pensate dell'affare Lukaku al Fenerbahce qui sotto nei commenti. Ciao,